Ultima corsa, cavalli di 3 anni, premio Consorzio Trasporto Persone CR Bus di Forlì e Cesena. Sono cavalli che non hanno mai vinto una corsa, quindi Maiden per uno di loro oggi sarà la prima vittoria. 1 Athos Lakshmi, Alessandro Gocciadoro, 2 Kita Jack, Mario Menopoli, 3 Artemi dell'L, Giustino Panico, 4 Aurora Riff, Antonio Di Nardo, 5 Ayrton BLG, Marco Stefani, 6 Alena d'Amore, Edoardo Baldi, in seconda fila 7 Amber TR, Salvatore Valentino, 8 Achille Aget, Battista Congiu, 9 Amilcare Dimar, Vincenzo Luongo, 10 Garbo De Re, Roberto Andreghetti, 11 Antilla Pitt, Marco Volpato. Di galoppo il numero 6 di Alena d'Amore. Veloce è Iron BLG che prende il comando davanti al numero 3 di Artemi dell'L che cerca di scavalcare Akita Jack, compagno di allenamento, e si sistema in seconda posizione, mentre all'esterno è Aurora Riff. Arriviamo intanto al paletto dei 200 metri in 15,9 con in vantaggio Marco Stefani e Iron BLG, allievo di Pietro De Muro, la figlia numero di Lester. 8 Achillea Jet squalificato. Davanti sempre a Artemide LL, poi Akita Jack, all'esterno è Aurora Riff, a cui sta venendo corsa complicata, poi Amilcare Dimar in seconda pariglia. 400 in 31,4, sempre in vantaggio la figlia di Lester che arriva ai 600 metri in 48 appena abbondante. Passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Marco Stefani, all'esterno Aurora Riff numero con Antonio 10, Di Nardo, Garbo pedinato De da Rez, Amilcare Dimar, poi all'esterno squalificato. anche Antilla Pitt, mentre problemi per il francese Garbo De Re. Arriviamo al giro in 1,3,5, 15,4 la frazione qui davanti alle tribune. Viaggio di conserva Iron BLG, sempre affiancata da Aurora Riff, poi lungo la corda Artemide LL davanti a Kita Jack, di fuori anche Amilcare Dimar, il chilometro in 1,19,1, ritmo modesto, sempre in vantaggio Iron BLG, portacolori di Pietro Ghigo per il training di Pietro De Muro, retta di là, percorso in 14,9, attacca ora Aurora Riff ma risponde Iron BLG. Duello fra le due femmine, poi si prepara anche Amilcare Dimar. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,8, retta d'arrivo, in vantaggio Iron BLG attaccata da Aurora Riff, ancora Aurora Riff sembra avere energie migliori ed è Aurora Riff in percorso esterno che viene a vincere con Antonio Di Nardo, secondo posto per Iron BLG e al terza Amilcare Dimar davanti a Antilla Pitt. La vittoria Aurora Riff, Antonio Di Nardo, Holger Ert al training per la scuderia Super Fantastica, la figlia di Principe Brosa Caff, viene a vincere con un notevole percorso esterno la sua prima vittoria in carriera. La quota da favorita di 1,56. È tutto per la serata di questa sera, l'appuntamento è per venerdì prossimo.